Mezzogiorno è passato da pochi minuti quando dal ponte di Rialto i lavoratori del turismo inviano il loro messaggio alla città e da Venezia chiamano idealmente Firenze, dove per la prima volta nella storia del G7 fino al 15 novembre si sono dati appuntamento i ministri del turismo dei 7 paesi più sviluppati. Basta spremerci come limoni il grido di questi lavoratori che chiedono il rinnovo del contratto. Una parte dei contratti, quelli che fanno riferimento a Confindustria, sono fermi, non sono stati rinnovati, gli altri sono già stati rinnovati mesi or sono, ma questo contratto non si decide a decollare, c'è una trattativa che però si è arenata, la trattativa ha già prodotto una serie di scioperi, di mobilitazioni e più avanti ne aprirà altrettanti perché sicuramente come dire, alberghi molto importanti di questa città come il Danieli, Four Seasons, Gritti e altri non possono permettersi di non rinnovare questi contratti. La protesta era partita da Campo San Bartolomeo, da dove lavoratrici, lavoratori, cartelli alla mano hanno spiegato a veneziani e turisti la loro condizione. 15.000 le persone impiegate nel turismo tra Venezia città e provincia. Stipendi fermi da quanto? Da una vita ormai e non vedo che hanno intenzione di migliorare le cose, per cui siamo qui a combattere. Stagioni turistiche sempre più lunghe, precarizzazione del lavoro, molti temi sul tavolo a cui si aggiunge la riflessione sulla situazione complessiva di Venezia. Bisogna discutere della compatibilità, di una sostenibilità del turismo nel rapporto con le città e con i cittadini, che per Venezia non è più solo la Venezia insulare, è anche la terraferma, è tutto il comune di Venezia, che è stravolto dall'impatto potentissimo e fortissimo che ha l'industria turistica. Serve regolamentare e governare questo processo, altrimenti rischiamo che davvero diventi un'industria estrattiva che toglie tutte le risorse alla città e non redistribuisce né lavoro né reddito.